Benvenuti. Oggi vedremo il secondo episodio della nostra serie in 6 puntate che racconta la guerra dei 30 anni, lo spaventoso conflitto che ha devastato l'Europa nella prima metà del Seicento. L'episodio di oggi ci porta avanti fino al 1629 e racconta la cosiddetta fase danese della guerra dei 30 anni. La guerra dei 30 anni è così lunga e così complicata che per capirci qualcosa gli storici la tagliano a fette. Una di queste fette è appunto la fase danese. Perché? Perché i cattolici guidati dagli Asburgo stanno vincendo, stravincendo. Hanno sbaragliato i protestanti in Boemia. E a questo punto una nuova potenza interviene nella guerra a sostegno della causa protestante. Il re Cristiano di Danimarca sbarca col suo esercito in Germania e riapre la guerra contro gli Asburgo. Ma questa è anche la fase in cui i tentacoli della guerra si allargano anche in altri paesi d'Europa. Per esempio in Italia. In Italia si è aperta la successione del Ducato di Mantova e del Marchesato di Monferrato, governati dai Gonzaga. Ora, i Gonzaga governavano due delle fortezze più importanti d'Italia, Mantova e Casale, due piazzeforti munitissime e che avevano un'importanza strategica europea, perché sbarravano le strade che la fanteria spagnola doveva seguire dopo essere sbarcata nel porto di Genova per arrivare sul teatro della guerra, in Germania, nei Paesi Bassi. Controllare Mantova e Casale è indispensabile. Ecco perché nel 1629 i lanzichenetti scendono dalla Valtellina per andare all'assedio di Casale, come racconta il Manzoni nei Promessi Sposi, portandosi dietro la peste. Ma la guerra si allarga anche ad altri paesi, in Francia per esempio, dove il re cristianissimo, buon cattolico, ma che in realtà spera che la guerra la vincano i protestanti, però nel suo paese sta perseguitando gli ultimi protestanti, gli ugonotti. È l'epoca in cui gli ugonotti si sono rinchiusi nella loro ultima fortezza, La Rochelle, la città portuale, e col sostegno della flotta inglese resistono all'assedio posto dall'esercito del re di Francia. L'assedio di La Rochelle è qualcosa che molti di noi si ricorderanno perché Dumas lo racconta nei Tre Moschettieri. E proprio sui Tre Moschettieri io volevo rispondere appunto a una delle vostre domande. Suona così. Illustrissimo Barbero, a me la guerra dei 30 anni fa venire in mente i Tre Moschettieri e mi piacerebbe che lei ne parlasse un po', anche solo per sapere se e quanto fossero davvero importanti questi personaggi. Allora, vediamo. I Tre Moschettieri è un romanzo formidabile, è uno dei romanzi più divertenti mai scritti, ma non è esattamente una fonte per capire come fosse il mondo all'inizio del Seicento. Dumas ha romanzato secondo lo spirito romantico del suo tempo. I suoi protagonisti sono protagonisti dell'Ottocento. D'Artagnan, cadetto di provincia che arriva a Parigi per fare fortuna, è identico a quei giovanotti di provincia che arrivavano a Parigi nei romanzi di Balzac, di Flaubert, di Stendhal. È tutto un mondo inventato, questo mondo di cappa e spada, dei duelli all'alba dietro il convento delle Carmelitane Scalze. Però, quando si tratta dei fatti, delle date, degli avvenimenti, lì Dumas nei Tre Moschettieri si è documentato. E quindi il corpo dei moschettieri era davvero all'assedio di La Rochelle. E il corpo dei moschettieri era davvero un corpo d'élite della Guardia Reale francese, creato da pochi anni allora. E come molti corpi d'élite della Guardia Reale francese, era composto quasi tutto da guasconi, perché il padre del re Luigi XIII, Enrico IV, era stato re di Navarra prima di diventare re di Francia, veniva dal sud-ovest, si fidava soprattutto dei suoi compaesani e perciò è vero, i moschettieri erano tutti nobili spiantati, senza un soldo, che venivano dalla Guascogna e che arrivavano a Parigi muniti di raccomandazioni, senza le quali all'epoca non si faceva niente, per ottenere un posto nel corpo dei moschettieri. Ovviamente il posto fisso era un sogno di tutti quanti anche all'epoca. E dunque effettivamente i moschettieri sono questo e D'Artagnan è esistito davvero, anche lì Dumas non ha inventato. Charles de Batz, signore D'Artagnan, era un gentiluomo spiantato di Guascogna che ha fatto carriera nel corpo dei moschettieri,
comandava una compagnia quando è stato ucciso nel 1673 all'assedio di Maastricht. Ma noi adesso torniamo indietro di una cinquantina d'anni, a quegli anni 20 del Seicento, quando l'incendio della guerra dei 30 anni comincia davvero ad allargarsi in tutta Europa. Buona visione. (1618). Nel cielo appare una cometa così luminosa che può essere vista anche di giorno. La sua coda fiammeggiante è come una frusta che Dio usa per punire il popolo. Questo è l'anno d'inizio della guerra dei 30 anni. È la guerra più sanguinosa che il mondo abbia mai visto. È la prima guerra moderna della storia. Morirà un terzo della popolazione della Germania. Inizia con uno scontro fra cattolici e protestanti sulla questione della vera fede. Alla fine, le nazioni combatteranno per il potere. La guerra dei 30 anni manda in pezzi il vecchio mondo e dà vita a una nuova Europa. Oggi possiamo rivivere questa storia attraverso i racconti di soldati e di generali, di vescovi e di contadini, di governanti e di prostitute. Questa guerra ci ha lasciato le lettere di un frate misterioso, di un uomo vissuto all'ombra del potere, e il primo diario conosciuto di un soldato mercenario miracolosamente sopravvissuto. Ha trasformato una principessa in regina e solo dopo un inverno l'ha fatta precipitare nell'abisso. Ha fatto diventare una povera orfana la donna più ricca d'Europa e una rispettabile locandiera una presunta strega. Questa guerra ha trasformato il pittore più famoso del suo tempo in una spia. Desideravo un'età dell'oro, in cui la pace avrebbe regnato dappertutto, e invece siamo condannati a vivere in un'epoca di ferro e sangue. Nel 1618 la Boemia protestante si ribella contro il proprio governante, l'imperatore cattolico del potente Sacro Romano Impero. La guerra si diffonde in Germania. Nel 1625 la Danimarca protestante interviene in aiuto degli alleati assediati, ma anche il Grande Regno del Nord non è in grado di opporsi all'imperatore e la Danimarca perde molte battaglie. Solo un tratto di costa intorno al porto baltico di Stralsund è ancora difeso dai danesi. In Francia il re cattolico deve affrontare gli ugonotti protestanti che controllano il porto di La Rochelle sull'Atlantico. Protestanti e cattolici si scontrano anche nei Paesi Bassi. Ci si pone una domanda. In questa guerra religiosa, da che parte sta Dio? Siamo stati dei mercenari in Italia senza lavoro né denaro. Abbiamo attraversato le Alpi durante una tempesta. Tornati in Germania, le montagne erano più piccole e la neve si era disciolta. Sono stanco molto. Avevamo già venduto i nostri cappotti in Italia. Io per un diario nuovo, Christian per una donna. Com'era la tua prostituta? Ah, chiappe divine. Aveva i denti marci, ma non mi ha voluto baciare. Christian! Vedi la croce? Vedi la croce? Ci sarà una cappella o una casa. Vado a chiedere aiuto. Non lasciarmi, Pepe! Non lasciarmi da sola!
Alzati! Alzati, forza! Peter Hagendorf è l'unico mercenario della guerra dei 30 anni ad avere lasciato un diario. Il suo racconto è fuori dell'ordinario, come la sua fede. Peter Hagendorf era un mercenario e doveva andare dove c'era la guerra. Dunque era motivato a recarsi laddove si svolgevano battaglie e conflitti. E questo luogo era la Germania. La guerra in Germania divora più soldati rispetto a qualsiasi altro conflitto dell'epoca. Ne consegue un grande bisogno di combattenti esperti. Non ha niente. Dobbiamo andare. Alzati. In piedi. Leggimi qualcosa, Peter. Non devi addormentarti. Guarda che fine ha fatto lui. Christian, resta sveglio. Leggimi qualcosa, Peter. Christian! Peter, raccontami della primavera. Raccontami di come sorge il sole, Peter. Le viti crescono sotto gli alberi, su dei pali a ringhiera. Qui maturano i grappoli, in tutta l'Italia. Melograni, fichi, limoni, arance, mandorle. Tutto cresce in questo paese, un paese incantevole. Per 2 mesi è un po' freddo e nevica. Ma non appena torna il sole, la neve si scioglie. Coltivano grano e anche... Peter. Dicono che solo il tempo potrà alleviare il mio terribile dolore. Ma come posso cancellare il ricordo della mia amata moglie? Un ricordo che non si potrà mai separare dal mio cuore afflitto. Cosa dovrei fare? Ogni cosa è così estranea e inutile senza di te.
Il pittore Peter Paul Rubens, nella città portuale di Anversa, è in lutto anche per la sua patria. I Paesi Bassi sono divisi. Il nord è protestante, mentre Rubens vive nel sud cattolico governato dalla Spagna. È la guerra. Rubens lotta per la pace e per la riunificazione del paese. Ma usare la potenza della sua pittura non è sufficiente. L'artista conduce una doppia vita segreta, diplomatico e spia. Rubens non era un diplomatico ufficiale, era più quello che chiameremmo un agente speciale. Raccoglieva informazioni e aveva una rete molto estesa di contatti, persone con cui scambiava una corrispondenza in tutto il mondo o perlomeno in tutta Europa. Scrisse di politica e lavorò principalmente per la regina spagnola, l'infanta Isabella. Isabella, della famiglia degli Asburgo, regna nei Paesi Bassi spagnoli. La Spagna è la prima potenza mondiale grazie soprattutto alle sue colonie sudamericane. Il Brasile, compresa l'importante città di Bahia, fa parte dell'impero di Spagna. Ed è da qui che le navi cariche di argento salpano verso l'Europa. Per i Paesi Bassi protestanti, questa flotta rappresenta un bottino molto ambito. Potete entrare se volete. Io non sarei venuto per rispetto al vostro lutto, ma il messaggio sembrava urgente. Una flotta olandese sta navigando verso il Sud America per sferrare un attacco a sorpresa contro Bahia in Brasile. Chi ve l'ha detto? Un ammiratore della mia arte che vive in Zelanda. È un uomo molto affidabile. È una notizia recente? Abbastanza recente affinché una caravella possa superare la flotta e informare il governatore di Bahia. Passerò subito l'informazione. La Spagna ve ne sarà grata. I corsari olandesi hanno un forte alleato, la marina inglese. Insieme attaccano la flotta che trasporta l'argento, ma subiscono un'umiliante sconfitta per mano spagnola. È il 1625. Da quel momento la posizione inglese sarà ambigua. Rubens si impegna per la pace tra Inghilterra e Spagna. Vorrei sapere i vostri piani. Credo che un viaggio lontano da questo posto triste mi farebbe molto bene. Quale città avete in mente? Pensavo a Parigi. La città dell'amore. Sono un vedovo, non uno spasimante. Farò visita a un vecchio amico. Un pittore ordinario come me, Balthasar Gerbier. Un pittore ordinario. Sapete molto bene come Gerbier sia il confidente del duca di Buckingham. E voi non siete solo un pittore ordinario, ma un diplomatico spagnolo. Non dimenticatelo. No. Sto vendendo la mia collezione di antichità a Buckingham. Gerbier fungerà da intermediario. Sono puramente affari, niente politica. E Buckingham è il prediletto del re d'Inghilterra. È un gioco pericoloso, Rubens. Di questi tempi non si fanno affari senza fare politica. L'atteggiamento dell'Inghilterra non è affatto chiaro. E la Spagna non vuole essere coinvolta in questo conflitto. State attento. Se commetterete un errore, cadrete di certo in disgrazia con Sua Maestà. Non preoccupatevi. Sono ben preparato. Con oltre 400.000 abitanti, in questo momento Parigi è la città più grande d'Europa.
Artisti e filosofi, diplomatici stranieri e nobili si incontrano presso la corte reale e nei salotti privati. In nessun'altra parte si scambiano così tante informazioni riservate. Parigi è la capitale delle spie. Nessuno lo sa meglio del frate cappuccino padre Giuseppe. Nonostante il suo aspetto dimesso, ha accesso alla più stretta cerchia del potere. Padre Giuseppe è uno dei personaggi più affascinanti della sua epoca. Proviene da una famiglia nobile, ma vive come un frate mendicante. La prima biografia di padre Giuseppe, conosciuto anche come Joseph de Paris, è conservata nella Biblioteca Francescana di Parigi. Uno dei suoi amici più intimi inizia a scrivere dei resoconti mentre padre Giuseppe è ancora in vita. Questo è uno dei nostri tesori, non sembrerebbe tale, ma è uno dei veri tesori di questa biblioteca. È la sua biografia olografa, cioè scritta di suo pugno. È la biografia originale, mai stampata né pubblicata. Andiamo a vedere la cosa di cui parlavamo prima. Ecco, pagina 211. Qui si può vedere la preziosa firma. Che bella calligrafia. Questa è la calligrafia di padre Giuseppe, una scrittura dinamica. Ha combattuto una battaglia per la fede cristiana. La sua idea era di convertire i protestanti, scuotere le loro coscienze, le loro anime, riportarli al cattolicesimo. Era una crociata interiore. Per padre Giuseppe, i frati del suo ordine formano una rete globale di informatori. L'uomo più potente di Francia, il cardinale Richelieu, utilizza l'influenza e la rete di contatti dei cappuccini per i suoi scopi. Padre Giuseppe ricopre il ruolo non ufficiale di capo dello spionaggio. Gli vengono affidate le missioni più delicate. È bello sapere che siete tornato a Parigi. Tuttavia dovreste riposare un po'. I miei affari sono urgenti. Ho sentito dire che ospiti importanti sono attesi a corte. Le loro intenzioni mi lasciano perplesso. Come Gerbier arrivato da Londra? Rubens, da Anversa. Rubens. Forse la regina madre vuole un suo nuovo ritratto senza il doppiamento dell'ultimo che le ha fatto. Nessun ordine dalla regina madre. E nessun'altra corte ha chiesto un ritratto di Rubens. Non mi piace. Il mio amico Balthasar Gerbier aveva notizie riservate e sensibili. Da quando il re d'Inghilterra aveva sposato la sorella di Luigi XIII, i due paesi erano diventati ufficialmente alleati. I muri hanno orecchi e le porte hanno occhi. Tuttavia, il sostegno ai cattolici francesi era stato aspramente criticato dai protestanti inglesi. Per placare il proprio popolo, il re d'Inghilterra aveva pianificato un'invasione navale per aiutare gli Ugonotti e attaccare il suo alleato ufficiale, Luigi XIII. Vanno tenuti d'occhio. È rischioso. L'ultima cosa di cui abbiamo bisogno adesso sono problemi con l'Inghilterra e la Spagna. Ve ne occuperete voi. Nel 1626 la politica francese è in grande difficoltà.
Gli ugonotti protestanti, presenti soprattutto nel sud del paese, controllano l'importante porto di La Rochelle e rappresentano una fonte ricorrente di problemi per il re francese. Oltretutto la Francia si sente circondata dal nemico, gli Asburgo, che regnano in Spagna, ma anche sull'impero germanico. Il pericolo incombe da tutte le direzioni. Dalla loro roccaforte di Rochelle, gli ugonotti controllano il sud-est della Francia, la Spagna a sud, il Sacro Romano Impero a est e i Paesi Bassi spagnoli a nord. Tutto sembra un'enorme trappola pronta a scattare in qualsiasi momento. Ecco perché il re francese Luigi XIII ha stretto un'alleanza con l'Inghilterra protestante. Le differenze religiose però pesano gravemente sull'alleanza e sono particolarmente critiche sull'isola britannica. La politica dell'Inghilterra oscillava tra due strategie onnicomprensive. Da una parte, varie alleanze aiutavano gli inglesi ad assicurarsi la supremazia in mare, dall'altra volevano sostenere i protestanti. Ma se avessero voluto, ad esempio, allearsi con la Spagna, ciò avrebbe portato a un conflitto con la Francia e con i Paesi Bassi, mentre unendo le forze con la Francia avrebbero messo a rischio le relazioni con la Spagna. L'Inghilterra, come la Francia, doveva far fronte a decisioni difficili, con le regole del gioco che sembravano cambiare di giorno in giorno. Spero di non aver spaventato il vostro sfidante, maestro Rubens. Chi siete? Voi, padre Giuseppe. Perdonatemi, maestro, ma non posso resistere alla vista di una scacchiera. Ma è un vero onore. Sono un frate e un patito degli scacchi, niente di più. La vostra regina attacca il suo re. Questo è inappropriato. Un'altra partita? Preferite giocare con i neri o con i bianchi? Ho una preferenza per il grigio. Il frate cappuccino viene anche chiamato Eminenza Grigia, che presto diventerà un'espressione popolare. Quest'uomo potente mette la gloria della Francia e la supremazia della fede cattolica sopra ogni cosa. Per Rubens, invece, il desiderio di pace supera gli interessi politici delle nazioni. Maestro, solo per curiosità, qual è la ragione della vostra visita? Sono venuto principalmente per vendere le mie antichità. Al duca di Buckingham. Ecco perché vorrei conoscerne i minimi dettagli. Ovunque io sia, mi interessa solo la pace. Parlate della pace tra Inghilterra e Spagna? Questa pace non farà piacere alla Francia. La vera pace non esisterà mai se la si fa contro qualcuno. No, avete sbagliato. La pace porta sempre il volto del vincitore. Lo stesso vale per gli scacchi, solo una parte vince. Mi sembra che il vostro re sia in pericolo. Bella mossa. Sono abituato alle situazioni disperate. Padre, posso farvi una domanda personale da cattolico a cattolico? Ma certo. Molti vogliono salvarsi l'anima in ambito privato, eppure continuano a condannare se stessi alla perdizione in ambito pubblico. Voi state citando il cardinale. Sono le parole del vostro maestro, Richelieu. Non so proprio come sfuggire a questo dilemma. Che cosa preferite? La vittoria sulla terra e poi l'inferno? O compiacere Dio e perdere la guerra? Voi siete un ministro di Dio. Ma a me sembra veramente che abbiate scelto la via dell'inferno.
Ho smesso di contare i giorni. Non faccio altro che vagare in questo luogo dimenticato da Dio. La fame mi tormenta. La paura della morte mi consuma. Sono stato veramente abbandonato dal Signore. Peter Hagendorf non parla mai della sua fede religiosa nel suo diario. Prega direttamente Dio. Perciò possiamo desumere che fosse protestante. Non menziona mai neanche i santi. Ciò nonostante, la Bibbia è onnipresente nel suo diario, nel dolore e nella gioia. È qui che trova le parole quando ne resta senza. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Pane. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come noi. Siete la Vergine Maria. La Vergine Maria? No. Sono solo Anna. Perché eravate sulle montagne? Con questo tempo? Vengo dall'altra parte. Dalla Svizzera? Tutto solo? Tutto solo. Non ho trovato nessuno folle come me. Senza un mantello e senza cibo. Per fortuna vi ho trovato io. Sarò sempre in debito con voi. Neanche con vostro padre. Mi ha portato lui qui sul suo carro. Il debito resterà tale. Come può un povero come voi estinguerlo? Ci vorrebbe una guerra. Volete la guerra? Ci manca tutto qui tranne la guerra. Davvero? Ogni settimana passano i reclutatori, promettendo la luna ai ragazzi. Allora cercherò un reggimento e tornerò per pagare il mio debito. Non ci serve niente. Qui aiutiamo per misericordia. È gradito al Signore. Se io non fossi stato un pover'uomo, sareste venuta con me. Peter Hagendorf si arruola nell'esercito bavarese. Per lui, in quanto luterano, questo è un dilemma morale. La Baviera è alleata con l'imperatore e i cattolici. La cosa interessante è che Peter Hagendorf non si arruola in un esercito protestante o evangelico per ragioni religiose. Anche se la guerra dei 30 anni è stata una guerra religiosa, non sembrava che ciò fosse importante per Hagendorf, anzi forse non aveva nessuna importanza. La salvatrice di Peter Hagendorf, Anna, lo accompagna in guerra come moglie. L'esercito bavarese si muove verso nord per cacciare i danesi dalla Germania. Nello stesso momento, a Parigi girano voci di un imminente conflitto. Si dice che l'Inghilterra stia organizzando una flotta. Nessuno sa per certo chi attaccherà o dove. Rubens è partito, sembra che andasse di fretta. Ho parlato con lui brevemente.
Cosa avete scoperto? Non molto, parla con accortezza, però ha lasciato qualcosa che ho recuperato. Siamo riusciti a intercettare una lettera. È stato imprudente. È in codice. Crittografare e decifrare i messaggi diventa sempre più importante in quest'epoca. Rubens usa spesso codici segreti, soprattutto quando scrive al suo amico Gerbier, confidente del Lord Cancelliere inglese. Rubens raccoglieva le informazioni principalmente attraverso le lettere e aveva molti confidenti. Di tanto in tanto nelle sue lettere includeva informazioni sensibili, perciò in alcune sentì il bisogno di usare dei codici. Usava i numeri per indicare delle persone o dei luoghi. Ad esempio, 104 rappresentava l'infanta Isabella e 87 il duca di Buckingham. I suoi corrispondenti naturalmente sapevano cosa significassero quei numeri, perciò potevano decifrare le sue lettere. Un paio di queste lettere si sono conservate. Ciò accade a causa della negligenza dei corrispondenti di Rubens. Non sempre seguono le sue istruzioni. Nel tumulto della guerra, le tabelle dei codici possono cadere in mani sbagliate e mettere in pericolo l'autore. In questa lettera, Rubens scrive: Vi prego di bruciare questa lettera non appena avrete finito di leggerla. Potrebbe rovinarmi con i miei signori. Distruggerebbe la mia affidabilità e mi renderebbe inutile per il futuro. Non l'abbiamo ancora decifrata? Cambia spesso il codice, dobbiamo sperare che faccia un errore. Bene. Adesso pensiamo a un'altra faccenda. Gli inglesi attaccheranno vicino alla Rochelle. Forse questo gioca a nostro favore. Non c'è più bisogno di scendere a compromessi. La città portuale protestante di La Rochelle ha opposto a lungo resistenza al re di Francia, mediante un'opposizione per lo più passiva. Nel luglio del 1627 una flotta inglese sbarca sulla costa francese e attacca una guarnigione reale vicino a La Rochelle. Gli ugonotti di La Rochelle si uniscono alle forze inglesi. Ora il potere del re di Francia è minacciato sia dall'interno che dall'esterno. La Rochelle era una sorta di capitale dei protestanti. Era un vero punto di riferimento per loro che cercavano di difendersi dalle iniziative del re di Francia. Dalla Rochelle si potevano condurre operazioni marittime. La città poteva ricevere aiuti via mare dalle potenze protestanti europee, quindi si parla di uno Stato nello Stato. Ma l'invasione inglese non è ben preparata. Dopo perdite pesanti, la flotta si ritira. Il re di Francia allora assedia la città portuale ribelle con tutto il suo esercito. La Rochelle è da sola. L'assedio di La Rochelle è un momento chiave nella storia francese. Se il re di Francia conquistasse la città, questo rafforzerebbe il suo potere sia all'interno che all'esterno dello Stato. Se invece perdesse, il paese si frammenterebbe e sarebbe incapace di agire politicamente. Il risultato sarebbe una divisione permanente del paese, da nord a sud. Padre nostro nei cieli, Signore dell'universo, ti prego, salva le... Nonostante io abbia sempre preferito il monastero alla corte, le questioni militari mi erano familiari. Molti anni prima avevo persino combattuto contro gli ugonotti. Ma oggi le parole
mi sembrano più efficaci delle armi. C'è tempo per pregare. Per ora nel mare di La Rochelle si riversano solo rifiuti e un po' di sangue. Ci serve l'aiuto di Dio. Cannoni e polvere da sparo sono più urgenti. Luigi XIII, insieme al cardinale Richelieu, guida personalmente l'assedio, ma le mura di La Rochelle si rivelano inespugnabili. Avendo accesso al mare, la città non soffre la fame. Dopo mesi di aspri combattimenti, la vittoria non è ancora all'orizzonte. Il re ha perso la pazienza, perciò dobbiamo averla noi, più che mai. Devo seguire il re a Parigi. La corte complottano contro di me. Il re è così furioso che l'ho convinto a tornare per cacciare gli ugonotti. Difendere la vostra posizione a me non sembra una priorità se qui perderete. L'oceano è l'alleato migliore di La Rochelle, più dell'Inghilterra. Allora, tutto ciò che dobbiamo fare è conquistare l'oceano. Un'enorme diga, munita di cannoni, deve essere costruita per togliere a La Rochelle il suo sbocco sul mare e allo stesso tempo per difendersi da attacchi navali esterni. Una cosa del genere non è mai stata pensata. Il progetto sembra irrealizzabile e frutto di megalomania. Questo fatto nel tempo ha sempre impressionato i francesi. Quando si parla dell'assedio di La Rochelle, ci hanno sempre raccontato che la creazione di questa enorme diga, composta da 1 chilometro di barche affondate, fu un'impresa straordinaria per impedire che arrivassero aiuti via mare. Non si sa se la diga resisterà alle tempeste atlantiche. È un'idea di padre Giuseppe e del cardinale Richelieu, e se dovesse resistere essi la vedranno come un segno di Dio. Un cardinale, un capo della Chiesa, un uomo di pace e di religione che prende parte alla guerra, che comanda uomini armati. E intorno a lui i cappuccini, uomini di Dio, che aiutano i soldati. Questa operazione nello scontro tra cattolici e protestanti acquista una forte valenza simbolica anche all'interno del regno. Allo stesso tempo, Dio sembra avere abbandonato la cattolica Anversa, nelle Fiandre, la città di Rubens. Rubens ha viaggiato per mezza Europa per promuovere negoziati di pace ed è stato insignito di titoli aristocratici. Tornato ad Anversa, però, deve ammettere che la pace è ancora molto lontana. Un tempo questa città portuale era uno dei centri più prosperi d'Europa. Ma è solo un ricordo. Ha perso metà della sua popolazione. Per anni la Repubblica olandese ne ha bloccato l'accesso al mare, decretandone una lenta agonia. Anversa è destinata a morire. La città è vuota, le case del centro abbandonate. I commercianti sono tutti partiti. Perché sono ancora qui? Perché sognavo un'età dell'oro, in cui la pace avrebbe regnato dappertutto. E invece siamo condannati a vivere in un'epoca di ferro e sangue. Rubens non smette mai di rimpiangere il destino della sua amata patria. Continua a dipingere fino alla morte, avvenuta nel 1640. Le conseguenze della guerra è il titolo di una delle sue ultime opere, che potremmo considerare la sua eredità. Rubens aveva perso ogni speranza sul ritorno della pace in Europa. Tuttavia, 10 anni dopo l'inizio della guerra, l'imperatore del Sacro Romano Impero intravede un modo per assicurare la pace attraverso una vittoria totale. C'è solo un ostacolo sulla sua strada:
la città protestante di Stralsund. Le isole baltiche tedesche possono essere controllate da questa città. È la testa di ponte ideale per un'invasione danese o svedese da nord. L'imperatore deve bloccare questa via d'accesso ai suoi nemici a tutti i costi. Nel 1627 il re danese e i suoi alleati furono sconfitti. Solo una città su una piccola striscia di costa si rifiutò di obbedire all'imperatore germanico, Stralsund, che si trovava in una posizione strategica sulla costa baltica. La caduta di Stralsund avrebbe fatto cessare la guerra e riunito l'impero germanico sotto un potente imperatore cattolico. Un mosaico di piccoli stati avrebbe dato origine a una nuova superpotenza cattolica in Europa. Quante mosche ha ucciso il mio coraggioso cavaliere? Sono sposato con l'onorabile e virtuosa Anna Stadler della Baviera da 1 anno ormai. Torna nella tenda. Non posso, è giorno. Sono in servizio. Non mi posso lamentare della mia vita. La mia Anna si prende cura di me e il cibo è buono. Al servizio dell'imperatore, Peter Hagendorf si sposta dalla Baviera alle porte di Stralsund. Crede che conquistare la città sarà un gioco da ragazzi. L'ufficiale danese al comando è Heinrich Holk. Ha perso un occhio durante una battaglia contro le forze imperiali. È a capo di un gruppo di mercenari danesi, svedesi e scozzesi. Devono difendere le mura di Stralsund. Holk, un vero avventuriero, ha 29 anni e già un veterano di questa guerra. È difficile esprimere quanto sia grata la città per l'aiuto danese. Io e i membri del Consiglio speriamo che tutti voi siate soddisfatti della sistemazione. Permettete? Francamente, speravo che mi mandassero un ufficiale esperto che sapesse comportarsi a dovere. Francamente, speravo di trovare mura decisamente migliori. Queste non sono come quelle di La Rochelle che ho visto un paio di anni fa. Ai cattolici sembrerà un gioco da ragazzi. Paludi a perdita d'occhio. Solo 2 accessi portano in città. Abbiamo disperatamente bisogno di questo vantaggio. Più dell'esercito dobbiamo temere il suo comandante, Wallenstein. Di origine boema, Albrecht von Wallenstein è famoso e famigerato allo stesso tempo, come genio militare e spietato signore della guerra. Le truppe del comandante imperiale si avvicinano inesorabilmente alle mura della città. L'esercito danese era al comando del colonnello Heinrich Holk e cercava di impedire a Wallenstein di entrare in città. La posizione strategica di Stralsund rende difficili gli attacchi. Ciò nonostante, davanti alla superiorità imperiale, la resa sembra solo una questione di tempo. Il morale dei difensori è a terra e i rapporti tra loro e i cittadini sono tesi. Questi sono i decreti di guerra per la città. Chi credete di essere? In qualità di sindaco solo io posso promulgare le leggi. In questa guerra sono io al comando. Di che cosa è accusato?
Sto organizzando un contrattacco, ma lui non è d'accordo. Io ho bisogno di soldati coraggiosi e leali. No, la punizione è troppo dura. Un'altra cosa. Si parla di negoziati segreti tra il consiglio di Stralsund e Wallenstein per consegnare la città nelle sue mani. Ma sarà soltanto una diceria. Molti cittadini di Stralsund preferirebbero consegnare la città a Wallenstein, ma rappresentando gli interessi danesi, Holk li costringe a combattere fino all'ultima goccia di sangue. La sua strategia è semplice ma rischiosa. L'attacco è la migliore forma di difesa. Hagendorf era un soldato dell'esercito di Wallenstein, quindi è possibile che lui e Holk si siano visti e affrontati presso le mura della città. In ogni caso, erano nemici ancora prima di Stralsund. Il lungo assedio mi ha logorato. Mi sono addormentato durante il turno di guardia. Concentratevi sui cannoni! All'attacco! Non capivo cosa stesse accadendo. Eravamo noi i cacciatori, ma eravamo diventati le prede. Stralsund deve cadere. La richiesta di Wallenstein è perentoria. Anche se Stralsund fosse incatenata al cielo, la butterei giù. Ma la città resiste. E Wallenstein deve ritirarsi. Per un breve momento della storia, Dio sembra dalla parte dei protestanti. In ogni caso, la vittoria a Stralsund non portò fortuna alla Danimarca. Solo un mese dopo, Wallenstein sconfisse l'esercito danese. Il re danese Cristiano IV siglò la pace di Lubecca e la Danimarca si ritirò dalla guerra dei 30 anni. Era il 1629. Dunque, la grande guerra europea sarebbe potuta terminare dopo 10 anni, ma non fu così. Al contrario, era appena iniziata. Ho lasciato l'accampamento. Qui né i rumori né le chiacchiere possono disturbare le mie preghiere. Durante il giorno mi consulto con il cardinale e gli ufficiali. Di notte incontro le spie che non possono lasciare la fortezza in nessun altro momento. Avanti, dimmi. Non dormo mai più di 2 o 3 ore. Così non perdo tempo. Devo sapere quello che succede. Momento per momento. Dal marzo del 1628 La Rochelle è completamente tagliata fuori dal mondo esterno. Lottando contro avversità immense, la città assediata è allo stremo. Nessuno vuole piegarsi al dominio cattolico, ma dei 27.000 abitanti, solo 5.000 sono ancora vivi. Che dicono le vostre spie? Il duca di La Rochelle non teme i nostri soldati. Ha paura solo della diga. La diga tiene e cresce la disperazione oltre le mura della città. Lo so. Proprio oggi
Alla duchessa di Rohan è stato servito un topo su un piatto d'argento come pasto principale. La zuppa è stata fatta con le briglie dei cavalli. E i cavalli non mangiano da settimane. Quanti morti il mese scorso? Se ne contano a centinaia e stanno aumentando ogni giorno. Il Signore punisce l'ostinazione dei non credenti. Preferirebbero morire che convertirsi. Dobbiamo distruggere il loro potere. Dopo 14 mesi di resistenza, alla fine La Rochelle è costretta a capitolare. È l'ottobre del 1628. La città consegna simbolicamente le chiavi al re vittorioso. Questo dipinto celebrativo non mostra le vittime. La caduta di La Rochelle segna la fine del potere militare degli Ugonotti. I loro castelli e le loro fortezze passano sotto il controllo del re. Il potere della Francia e quello del re diventano più grandi che mai. Ora il paese può muoversi sullo scacchiere internazionale e agire come uno stato forte e indipendente. Con la caduta di La Rochelle, padre Giuseppe abbandona le faccende militari. Vuole tornare alla sua vera vocazione: convertire i non credenti. La vera fede ha trionfato. La Francia è unita e più forte che mai. Siamo in pace. È finita. Finita? Non è che l'inizio. La vittoria degli eserciti cattolici del Sacro Romano Impero è prossima. Ma non è negli interessi della Francia. E che mi dite dell'unità della cristianità che finalmente è stata ricostruita? La religione è solo per il popolo. La verità è per uomini come noi. Quale verità? Solo una cosa conta. Il potere.